Ma ti sicuro, Mauri? A Michele Califano, quando dai una parola, mangiare, hai capito? E capito? Ah, ma che ti ne ho prosciutto in terreno? Poi arrivano come te! Ah, e capito? Prepara che Don Michele Califano! Vabbè! Ha capito finalmente? Voglio un caffè fare, ma ci fa presto, pure a te, sì, va presto! Principale bella, Salute, Raffaello! come al solito non c'è nessuno, è proprio la schifezza dei trattorini. Ti ringrazio tanto, lo so! Ma che è la verità? Hai da aprire a danza di re, canta per Sagliere, scendenare in tavola così. Perché non te ne vai a suonare, Perché vieni qua? Ma la pensavo come lei, si è fissato, che hai già fatto carinda a sta zozza di uomo. Voglio guardare Caterina, e mo non tutti di più. Come si mangia dove non si mangia nessuna parte, hai capito? No, e poi c'è tutto a c'è. Vuoi mangiare una zozza? Che hai a due zuzzuzzi. No, Dice, ma che la gente solo aiuto qua? Ma come si può fare? Alla fine a come può scazzare? La folla così. non te la mandare! Oggi in un bel tavolo di gente. Basta fare. Hai capito? E i compagni dove lo sai? Si saranno in tanto qua. Niente bene. E chi ci faceva? Non ci fa tanto panini. Ma dimmi una cosa, posso aiutare a suonare due scazzate? Lo scazzata anche in Absecci. Guarda come in Absecci lo scazzava. Un cantante che sta a fregatore in Brughiano. Un comico che fa venire uno e panza. Dice, ma Raffaello Macchiati non la passa nessuno. Lo sapem, e come lo sapem? Tu non l'hai appena la bocca. La gente si sono se ne va. Non ti dici che? No, signore, quando mai? Ora ci rimane una cosa, non sanno dire. Sono 5-6 persone. Sì. Ma sono gente che porta la muniglia. Appicciamo ora sera. Cazzi, tenere là, spennere. Diceva, ma hai da griglia, parola d'onore, non dico come mi fa. Ma vuoi da cosa? Mi pare che è la prima volta che sentissi parlare qualche po' di una cosa allena. Sempre guai. Stavo due più curioso. Venga a salire pure perché incide 7 mesi. E ci vuole entrare per quando partorisce. E ha cominciato 2 mesi prima. Ma che la moglie si è fissata che la sera partorisce 7 mesi. Se andasse via soldi per la lavatrice. Sì, non ti preoccupare, non te la vedrà però. Stasera da busca pezza. Ci farà mattina. Viene un pezzo da 90. Chi è un pezzo da 90? Pezzo da 90. Viene Don Michele Califano, Carmela Luciano ed altri amici. Viene pure Carmela. Perché si c'è l'arrivo cantante palazzo che fa posto giudice? Ma perché? Dice, ma quello è pazzamente innamorato di quella donna. È una minella. Scordata? Completamente scordata. Ma tu che stai dicendo? Ma tu o sai che sto fatto non lo sapevo? E niente sapete. Io c'è l'arrivo cantante da un palazzo e se ne va. E chi parla? Chi ha la paura? Ma che lo che dico? Tu te la miseria pensi di me in da cimbri capito. Non cazzo te l'avevo da cattare rasina. Niente meno. Io lo farò andare. Come ti viene per capo e dove entrare a fare mo'? Ma io non ci posso pensare. Come ti sta fuori a banco? E aspetta un momento, aspetta. Ma da qua ci ne fai. Ale! Rimani io. Non vogliamo a chi? Sto là, dove stasera? Ale! Che ne oggi? Dopo la poi! A che? Dopo la poi!
viene a fare poche persone, capito? Siete per un po', ma guardate qui, c'è sta Gennarino cantante. Gennarino cantante. non dice, capito? Oh, fai venire qua, lanciamo delle cose e proprio. Vabbè. E poi, va. Ma ragazzi, raccomandate e fai per ovunque. Ma non mi va ci stato così tutti i cittadini. La vita hai fatto a bando passare. Ma chi ha fatto a quanto passare? Ma faccio fatto me, non ti credo al show. Ah, quindi non hai diritto di andare. Non hai diritto di. Ma tu non ah, qui non vuoi andare così. Ma chi fa? Chi ha la papà? Ah, già dici che alzata povera all'anno. Chi non si muove là, non si muove. Basta che trovo, stai. Ah, benedetto. Potrò. No. Ma vuoi o passi? Ma che bene su a me. Ah, sì? Ah, guarda un po' come qui. Ma non ne hai visto mai femmine, che voglio dire? Ah, ieri una bella come ti viene signore. Che lo guardava a cantare. Ma io attaccate un di siti in cielo. Io attacco i siti in cielo. Che mi canta un bel caramello amici. Ma da cosa proprio? Non avete mancano lì. E per i campezzi non mi retta la mano. Ma io, salutato. Ah, così. Io vedi che faccio di sci. Ma come si può fare? L'amore è la brutta malattia, è la brutta malattia. Diceva, l'amore è brutto, io vedo. Pigliate per esempio la moglie, la rolla vena, è pazzamente innamorata di me. Non vede nessun uomo, non sa voce su. Ma passa con torno. Ma perché moglie del ce lo sei te? Gesù. Ma da visto pure? Dice che all'interno che faccio un po' meglio che femmine. Allora se ce lo sei se ce lo sei sordo. Io sei una decina. Ma troppo accinato, tipo la colla, mi metto a cuccare io. E stanotte non hai ci da solo. Già si capisce. Ma che gli hanno dato le fa pace. Hai capito? Ogni tanto stendevo l'operazione. Stavo caccia. E io niente. Incastigo. Ora. Ma c'era con il figlio. E là ce l'ha mangiato. Ecco come fa. Grazie. Non vi c'è quali comandi? Quali comandi? Chi sembra fresco, quali comandi? Ma che è stato nervoso? Un anno per la capo tengo, ti già fatto appartamento, a te, a Issi a chi là, Invece io ti avrei solo per calmare. E poi che sto parlando? A te, a chi stai a tu là, Ma a rociato? Da cosa? Io già fatto appartamento, ti volevo pregare, che mio fratello è morto, viene una comitiva. E una comitiva? Una comitiva è gente, ma poi, casa da cantare e sta da suonare, ha già fatto una bella figura, capito? Oh, Gennare! Ha già capito, non mi ci, ha già capito. Allora, non mi senti, io ha già fatto una bella figura, da raccomando, i paga bene. Già te, non mi ci. Figurati da raccomando. Non mi ci, Cucci me l'ha ciapito. Cucci me l'ha ciapito. Ma cucci da uomo. Con te. Con me? Con te. Ma ti pare che questo è il momento di pensare a cantare, sì? Ma perché secondo te non può... Ma che c'è pensato? Che avrei la capa addosso? Voglio tu la capriata in capo! Che senta fa quello che senta fa, se no io me la sempre va! Bravo, te ne vuoi? Là, si diceva, va a te. Tanti canto solamente che la seconda chitarra. Che a chi arraffa che la seconda chitarra? Oh, sacci, tu non ti preoccupare. Ma a chi arraffa che la seconda chitarra? Tu hai bisogno di chi?
Adesso strumenti qua. Ma ci non mai niente. Gli accordi sono importanti. Sì, lo so, gli accordi sono importanti. Ma le lezioni che mi sono affezionato a me. Ci non veramente venire. Scedo per le volte, ma me ne una comitiva. E a gente dice che viene la comitiva. Dalla quale sta pure Carmelo. Carmelo. Carmelo viene qua. Carmelo viene che è una bella canzone. Bene. 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 Vorrei che mi abitare per Carmelo. Ma come, che di chi sai che se cantava di Carmelo che te stai zitto? Quante vuol dici? Quante? Non hanno telegramma. E appena era arrivato mi dicevi che veniva Non Carmelo. stai arrivando, dico buoni. Uè, ma raccomando, voglio. Stasera salta su noi e cantare con tutta la passione. Anzi, stasera voglio mettere la coppa a Beniamino Cigli. Ah, sì, cantate voi, cantate oggi. Arriva che accompagniamo la pure. E va buono che c'ha oggi e oggi. Mentre invece stasera sarà una voce. Speriamo. Ce n'è due merza capo, perché lavora vogliono i nani neri. Basta. C'è tanta volta che l'anninello per me è un capitolo chiuso. Sì, Gennari, però non si lasciano, vogliono così senza una ragione. La ragione c'è sta e la saccia solamente. Ya saccio pure. Ma che sai? Che sai? Voglio vedere, che sai? Fammi sentire. Perché vuole cercare un anninello non si sa perché è figlio. Chi ci traccia che la vogliono che la mamma? Ma chi ci traccia che la creatura che la mamma? Ma perché in qualche modo ci sono avuto quanto per ieri? Quando andavo di vicino a mamma? Mamma, ma chi è papà? Mamma, chi è papà? Figlio mio, non mi ricordo. E non mi sono suonato lo stesso. Ma chi c'ha zecca? Tu sei uomo. Tu sei uomo. Ah, te come te vuoi? Volevo dicere tu sei uomo, mentre invece la firma non è nata cosa. È sempre lo stesso. Ma che c'entra la figlia che la mamma? C'entra, c'entra. E basta. Senti, e basta. Ma ti parlo più. Basta. Basta o di chi? Tu non gramare, no? Non ce l'ho più una volta. Bugnere, la voce del padrone. Ma che fa, ne viesti che bene qua? Mettiti sotto tavola, va, mettiti sotto tavola. Sul luogo del lavoro, un'altra vita. E visti da qualche vicino? Si può fare? Basta no. Ma mi si può fare cosa? Ma tu che poi buona a me allora? Ci vuole una di divisa per partorire i soldi. Perché non ci vuole la moda? Perché sono una razza? Mamma mia è partita sempre ai Stati Uniti. Io non so come si trova agli Stati Uniti. Oh, bene. La figura. E tu poi la porti a moglie. Ma quando mai? Come ti male di ma non si sa. Allora non hai capito lì. Ma perché ci conta male? Sarà in buono stato come nuovo. Ma perché hai cercato una sua mano? Sì. Sciù la faccia voi, va. La magazia, a non c'è niente. Ci sono peggio, sono meno momento. Allora dopo venire. Ma cazzo. Ma casa è casa. Ma tu, mica casarmi in quelle condizioni. E sono
malori. Gesù mio, ma fa perdere tempo, che è già fatto te, ma marito da cantare. Da cantare? Da cantare come ti. Da cantare! Il tuo spirito lo sente di cantare. Ah, come l'altro scusato, non l'ha mai visto di cantare. E non ringrazia a te, Gesù mio. Che fai l'orso? Vai. Ah, perché tanto fa schifo quando va. Quando va la canzone, ti canto per la canzone, niente, non mi ha fatto mai contento, ma... Marito si accosciava, fuoco di cantare che macchiette danzavole. Oh, no, Gesù mio, la fiduciava giù. Scusate, io facevo per mestiere, non per divertimento. Ma io sono bravo, si dà... Sì, tu metti tu. Ma vuoi la cantare? Sì, signore. E poi stiamo da voglio te, ti m'aspetto, ma non già questa tasse, ti m'aspetto già, in prima fila, da già prego aspetto, andiamo, fuori, via. Fuori alla mano. No, tu fuori a cantare, sì. Ma vedi, si va fuori mestiere, dico. Si va fuori mestiere. Come pazienza. Vattene una cosa, va. Ma solo che mi aspetta. No, sta già sentito, se no viene con me che viene di cocchia. Sembra che va secondo te quando venga a cucò, rimane che mangiamo. Ma però marito dava ragione. Ma che sono la femmina solo mi sa Vuoi non mi porto, marito grande, era già sempre, che portiamo? Che dici, lo segno volo, sicuro da facca tu. Non hai mai capito? Io ci davanti a te. Sicuro, ma chi mai ti sposò di te o assolo? Ma che stai dicendo, Gesù? Chi scopri da storia che non va preso, che ho me la schiatta un corpo a me. Che non fa morire a me, la creatura! Dove sta per mettere sulla mente? Rialza appena non succede mai una cosa che se no mando in galera non ma prima. Ah, Gesù mio, oggi facevo, scusa che hai dato l'idea fatto tuoi. Prego. Ma perché assolda te in da casa? Mi ha rovata a manna sta povera disgraziata. Se ne va con marito. O marito? Ma chi o marito? Lo sapete tu? Come? Ah, ma una sorella mia, avrete sciugliaio. Ma non c'è nome. Sciugliai in coppa una banana. Spirito, sciugliaio, pure che non sape chi è, non conosce chi, perché chi si deve mascherare. Era proprio mascherare. Come dice non è? Deve appena in faccia, che lei non c'è, non ne so. Io sembra un bene, non faccio manchi come fui. Dai che tu vuoi, Ti capisci? sicuramente non si dice niente. Niente, non si dice. Hanno fatto sapere fatto lo sai c'è. Ciao, non ti dice, non vuoi vedere quando ti capo di sciugliaio, poi mi innamorato mio. Si ha famiglia di sciugliama. Sono messato lì e tu devi andare a campare. Facciamo ciccioni che se tratto di mia maternità infanzia. Ma dove è una casa? Sì, a mamma ne va a casa, si accade un po', poi caresti e sono.
Va buono, non vuol dire che mi ha chiamato te, che ha aspettato per poco luogo, ha aspettato, ma ci dà pure il vestito cliente, Ma prego, signori, aspetta, a parte di tempo si fa. non signore, anzi, ma non fa parte più naturale, per favorire veramente i clienti, purtroppo c'è qualcosa da mangiare, E chi paga? Gesù ti fa marito, ciao che ti gusta marito, Potete mettere con unghie. Non mi preoccupate, rapido, quasi succede qualcosa, a parte a me, io tengo la lavatrice. sta bene la vita, si sa pure la mamma, Una mamma, non mi preoccupate, la cosa non la chiamo subito io. stiamo proprio tranquilli, A posto. Ma state per l'oca aspettata e non vi muovete, d'accordo? A parte indifferente da fare. cosa ti prego andare? La filo, che un po' cambia, Oh, che non hai nuovo la vita. la vai sempre tu? Ma vedo io che vuoi che ci possa in un posto che andare. Perché? Sei caccato! Ma che state dicendo? Non è mai troppo tardi. Stanno venendo, a parte naturale, sta venendo a finito io, va a Raffaele, essa! Tu a chi eri suo Dici che tutto a posto? sempre la vostra comanda mai. È spiccita perché queste signorine tengono fa. 20 minuti al massimo e sono pronto. Non dobbiamo fare una bella figura per chiamata. Voglio andare a comandare. Veramente un bello posto. E stasera ci sta molto bene. Deve una voglia per una bella partita. Signorina, se volete le parti sono pronte. C'ha già pensato, Pino, c'ha già pensato. Che stanno pure i suoni cantando. Signori, marito di uomo, mi trovo un certino, che è macchina. E allora non ci passa manco paga. La bella figura che faccio. Ma mi sa giocare tu a pure? Ti vai a parlare giù, ma tu non cangi. Guarda, se ne mannaggia. Avete visto? Compromettete che è tornato e si è tornato. Grazie. Carmela ha perduto la casa comandante. State zitti, che c'è stato Michele, guarda Ah già. Lui appena aveva deciso di fare una scampagnata e oggi è venuto con il capo. Bravo. Veramente un bello posto. Stasera ci abbiamo divertito. Professore, vogliamo sentire roba moderna, roba allegra, roba sul letto peperino caldo. Vai da fare sul negozio. sta un po' comoda, signorina. Ah, da avrei modificato marito, ma lo fammi sentire una cosa di da stomaco, che tanto le risate. Oh, è una lavato con marito mio. Oh, Ma tu hai fatto qualcosa qui? Vai dopo. Ma chi tu proprio prego? Michele, scusatemi tanto, se volete io posso anche preparare. ah perché non mangiamo qua? No, Michele, mi dispiace di voi, ma come la vostra persona che sta parlando gente, io metto il camminista, ma niente a fare, anzi preparate un panno di razza, a mare. Però qui mi voglio sentire una bella canzone. Così perché se devo bene. Mo ci sentimmo prima la canzoncella e poi la mamma. Vabbè, però professore, facci da presto perché devo un po' per la Andiamo, cantiamo. Chiedo scusa, con il vostro permesso, Re Michele, posso iniziare a cantare io? Allora, onoratissimo. Vi ringrazio, siete molto buoni. E allora, sperando di fare contento e Don Michele e tutta la comitiva, vorrei cantarvi una celebre canzone napoletana, una canzone vecchia, diciamo, sì, indossa bene. Questa bella canzone, sì, con parole, è bellissima. Indossa bene. E allora mi stavo dicendo, no? È antica? Sì, antichissima. Indossa bene. Non sapevo fatto su. Raffaele, la tonalità, indossa bene. Ah, capito? Ma indossa bene. Esatto. Dunque, come dicevo, sperando di far felice tutti quanti, di Murolo e Tagliaferri, per Don Michele e per l'intera comitiva, amici, qui finiamo! Hey! Ma con te sto
Ed un altro applauso lo facciamo al secondo chitarrista, Gerardino, forza! Dicendo, e noi cantiamo qui, Napoli, Piscione e Maria, di mano pensiamo e ripete, stasera si vede. Grazie. Ma perché avete cantato? No. E allora che ringraziate a fare? Non gli applausi c'è spartiti. Ma lo vado avanti. Ma avete visto, va prego? Ma allora che fate? O Michele, scusate se vi faccio un'altra domanda. O il macello facciamo a bongolo? A piacere tu, vicino. Va bene. Pure che lo vai, tu ci hai pensato, che amici, mi spaghetti a bancola pure per mia sorella. Va bene. Anzi no, portatene due, uno pure per me. Soppata. Amici, ma perché lo faccio da scisti bancola la bocca? Va ordinato. Venite male, che ancora hai mai fanno. Professore, ma che voi batteggiate sempre? Io vi vedo sempre che facete mosse, lo muovete. Ma ditemi una cosa, ma voi pure cantate? Come no? Ma ditemi la cosa, troppo gentile. Avremo fatto il resto, non dite cuore, tanto ne fa. Di corre Oh, vero? Allora voglio sentire, professore, facetemi ridere. Sì, No. A che non la fa ridere? Che non la fa ridere con la testa? Non mi piace che fa ridere a te. Papà! La fa ridere solo a me, che no? Non ha cantato perché le capite che non ha cantato? Ma chi l'ha mestino? Non ha cantato! Scusate, ma chi è che dice che non ha da cantare? Oh, ti dico che sono una moglie! E invece io, Giovannina l'interprete, dice che canta. A te canta, fa un pezzo. Non mi fa vedere. Tu guarda? A te canta, va. E vabbè, no! Ma quando viene a casa faccio il mio culo! Professore, andiamo, andiamo. E non facete prendere. Mettete mani, mettete mani. Aspetta ma Caldarelli e Riccio. Dunque canterò una canzone che è dedicata a mia cognata. Il titolo Attenta ma ammazza. E tu non ci sto attento. Sono pieni di questo palazzo e quelle che vedi mi c'hanno la sera, quelle che mi viene, sono l'animo pieno da questi quartieri, la sera, c'è, ma non metto una mazza, nessuno passerà, c'è, ma la mazza non la venga, non ci fosse qualcuno che sto trattando. E perché non la tengo? La casa sto giù di mazza. Qui ci vuole una mazza, se ti piace una mazza, una semplice mazza di sto palazzo e di qualche
questo palazzo, quel marito cornuto che fu Carlo Mazzi che venne a Valazzo portando la pezza, la mano di Nicola, la mano del cuore. Se la storia è sempre stessa, questo pezzo montagnolo, se lo fa sempre coglione e c'è tutto il notte tu sei stato qua. Tu sei stato convinto, tu sei stato convinto, tu sei stato convinto, rispondi mi pensa, non Barbara Bravo, di morire sono pezzi, a se ti tu spianazzo, e se porti le pizze, se porti le cose, ma io mi chiamo Cornelio Spianazzo, e di pizza e di cose come se ne viene voi, la capa. I ragioni che ammazzo, mi ho fregato i ragioni che ammazzo. La mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per cozzi, la mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per pizza, se ne ci mazza, la mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per cozzi, la mazza per pizza, se ne ci mazza, la mazza per pizza, se ne ci mazza, la mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per uno, due e tre, ammazzami, taruga malate. Grazie, grazie. Non rilassa. Si spreme, che succede? Oh, parlare a lei, che ci porta? Ehi. Aiutatemi! Perché? Non sente male! Maronna mia, ho fatto la faccia anche tu hai schiattato, che fai? Portiamo la parteria, andiamo. Madonna mia. Assaniamo un cappoletto, Ma andiamo. dava a mano! Ma non ha smercato l'occhio! Vieni, Sarma, vieni! Ci vuole qualcosa. Professore, ma che l'è successo a quella signora? No, hai visto? Sì, hai già visto che è in giro, ma che l'è successo? Che l'è venuto? Ah, c'ho avuto da cantare per succedere che si può. E perché avete cantato? Ma chi va a te cantare? Di modo là ci rispondono a chi? Ciao, vieni da mia vita, fammi, posso pure la mamma, vieni! Ma che perché fai sta faccia? Ma che? Non ti fai la paura, stai contento? Ma ti nasce un po' di della trattoria! Oh, barammo poco, barammo! Vieni, Ma amico, sono cose che succedono solamente a me. Solamente a me. Posso venire pure io? Siete signorina? Fate voi? E allora pulite me. Hai fatto? E mi crede che chi sono numero stasera? E perché sono numero? Chi si può permettere di pensare a cose che queste? È una femmina che sta per davanti a mamma. E innanzi hanno fatto questo, nessuno si può permettere di pazziare. La maternità è la cosa più bella, Romulo. Non mica, io ho pazziato. E io non voglio che si passi in queste cose. Oh, madonna! Mamma mia! Come sei violento! Vabbè, mi ho fregato da un di cosa, sì. Ma che parlo comuni? Va bene, ma un poco di maniera, un poco di gentilezza, ma avete fatto la cognata, sapete? Ah, creatura ci mette su. Andiamo a fare la camera. Non va a fare la camera di confessione. Io ti prendo un po' di lava. Avrà ragione su questione. Grazie. Molto piacere, la ricordo. Allora, grazie famiglia, che la voglio tornare. Professore, la mamma vedete che è successo. E se vi comportate bene, vi rotto proprio una bella scilla di Milano. Ma come fa? Ma che sta sorpresa? Vabbè, faccio capire, va. Non vuole la fare abbandonata. Andiamoci, andiamo. Signorina, Eh? posso essere questo domani? Ecco, però, vedi che parlare. Ha da essere una bella cosa per una figliuola di tanta mamma, vero? Già. E
Ma sarà un onore per la moglie con l'amico mio. E sarà un piacere pure con me. A così mi sento ancora più attaccata a te. Perché sono amici di voi. Carme, dimmi che non impazzire. Non mi sai leggere dentro molto. Io saccio solo che da quando t'hai conosciuto la prima volta non ragiono, non capisco niente più. Tu e io non mi stai facendo ragionare più. Stasera io con gli amici mi veniamo a mangiare da parte. E invece l'ha già buttato a casa. Poveri a te. Tanto che non vuoi bene. Ti voglio bene assai. Io sto sempre solo, chiuso in una casa, con un zio che non mi fa vedere luce e libertà. E chi è sto zio? E chi l'uomo anziano che è venuto con lui. Povera Oddio. Hanno studiato che sta all'interno dell'esercito morendo da sete. Appena il ragno suzzerà, rinasce una tavola. E a così è stata con me. T'hai visto il cuore mi ha sbattuto con te. Solo per me. Solo e sempre con te. E tu? Io? Ma io non capisco se sto in cielo o sto in terra. Se è notte o è giorno, si dorme o sto scenato. Capisco niente. Sarei contenta di mi sposare. E si te durò consente. E perché non me la visserà? È tanto buono. E fa tutto quello che dici. E io ti sposo. Sarà assai felice, Carme, tanta felice, tu prometto. Ma porta in paradiso con queste parole. Vieni, appartiamoci 5 minuti. Ti voglio tenere vicino a me senza occhi casuali. Sì, amore. Avete inteso?
Può parlare con voi senza che nessuno va bene. Certo che ha giudizio, no? E voi ciate. Ma perché a voi non importa? Calma. Serve per parlare. Io sono amico dello zio Carmelo. La conosco a piccerella. Ecco questo. E con questa mi dico levate voi pensiero. E perché? Perché Carmela non è per voi. Voi lo zio non lo conoscete. È buono con mio padre, però guai chi guarda a Carmela. Diventano leoni. Così ci parla a ragione. Ha parlato un rifiuto. Michele Califano tiene solo a quella nipote. E voi che fanno matrimonio con una regina. E voi... Vicino bene non esiste ricchezza. Carino. Si vede che siete rimasti con la mentalità antica. Il denaro, sa la voce là. Amico, c'è sta poca ridere. Ti faccio partire. Oh, pensate come volete. E ci pensi. Non vi preoccupate, ci pensi. Poi Giovanni, che stai facendo? No? Ti stai contemplando all'unione male? No. Che fai qua? Niente, guardavo e pensavo. Pensavo che siamo venuti a capo sta rima, eh? Stiamo pensando a questo. No, ma... Che ci può fare, Quando che la nipote ma Carmelo è venuto volere venire a mangiare proprio in casa, sì. A pozzo mai a cibo. Ma mica non ci pensate a mangiare. A proposito, Carmelo addosso. Si sta facendo qualche passeggiata al chiar di luna. Insomma, Solo. Una serata come questa, una figliola se ne voglio mai solo. Sa dai per forza in compagnia, non fa paura. ma che stai dicendo? Niente, però mica. Parla, che sai? Faccio niente, però mica. Giurista, parla! Parla! Affaccia. E guardate per forza. E perché? Sono come stanno nella testa. No. La Madonna Santissima, no? Ma che faccio? Dopo scordate che la Carmela non la vota la vostra. Ma ricordatevi che è così. Ma che Rene, che sa da ricordarsi Michele, che alle sono voi. E se non ricorda è inutile che ci ho ricordato voi. E ovvezzi Michele? Sì, mo ricordo. Ma io non voglio che fai certe cose. Io non voglio che vai camminato. Oh Michele, scusatemi, ma senza nessuna cosa male. Anzi, una volta che ci troviamo io vi cerco a mano di Carmelo come sposa mia. Con mio ritto. Con ma sposa. Sì. Con ma sposa. Ma non ne ho un momento a pensare a certe cose. Siamo venuti qua per mangiare e per ci divertire. Andiamo a vedere in la tavola è pronta. Andiamo a vedere. E non la pensiamo anche una cosa che stai. Se no ti scanna come una grata. Soltanello. Io vi ringrazio per la bella compagnia. Che c'entra? È stato un dovere, sì. Per carità, gentilezze sempre. Uè, Gennari, che fai? Stiamo qua. Gennari, ci andiamo. Ci capite chi sta perso la lingua, mamma ne va via. Che è? Fammelo piacere con la farmacia. E perché? Fatela una bomba rossiccia. Ma non è per chi sente, la fiducia. Oh, maglione si sta sciossiando. Un mamma lo guarda, subito va, grazie. Ma vedete quello che manca succedere a me. Scusate, è vostra moglie quella che sta per partorire? Ma qua moglie, qua figlia. Quello che passava a nascere. Mio figlio è una sorella e mia moglie. Ah, venne nipote. Nipote. E avete essere contento stesso? Non mi può mangiare nulla. E ditemi una cosa. Dove state in casa? Ma perché? Qualche volta vi vengo a trovare, a voi e a Guaglione. A me. Perché vi dispiace? Voi siete tanto simpatico, sapete? Mi piacete assai. Siete proprio tanta graziatiera. Bellina, cianciosiella. Allora? Ma che fa? Sai no, che non ci chiudo a farmacia.
C'è io di giardino. Allora che stai facendo? Signor, stavi parlando con me? Signor, ti sto parlando con nessuno. Che prima tu fai, mi sta parlando. Chiama la Pierina che ci sta che fai. Io, che la brogli, vabbè. Gesù. Che sta cosa no? Una trattoria che è diventata maternità e infanzia. No, Piero. Ci dà dove hai visto che mi è capitato a me? A te? E a me? Ma che sai tu? Ma che vuoi? Ma che ti è successo a te? Niente. Fatto coraggio. Sono cose che succedono con chi dà la Si capitava a me a una viglia. Facevo spettacolo all'aperto. E se capitava a me, se vi capitava, è successo che basta, fornice. Professore, io vi ringrazio tanto. Vi ringrazio assai. Ma avete fatto il servizio, avete capito? E non me ne sono accorto. Mannaggia la capa vostra, mannaggia. Avete fatto chi sto hai stasera? Amico, non parla a me, voglio bene. Come non parla a me voi? Ci vuoi amico? Voi mai non tossicate la campagna? Ma gli pare che poi mi fa cantare. Come? Allora non volevo cantare, eh? L'altra volta che canto domanda prima si stanno i femminicide. Ho pazziato, non ho passi cose. Vicino a una cosa che adesso non so pazzire. Perché la maternità è il più bel poema che Dio ha creato. E innanzi al quale tutti quanti, assassini, delinquenti, mariuoli, ci avrebbero a ringraziare il nostro Signore. Magari, voi non lo ringraziate il Signore. Grazie, signore. Ma qui è pazione. Brava zio Michele, hai fatto proprio una bella parlata, sai? Voi Carmini bello rossi, aggiù pazienza, non fa niente che mangiamo in città. Ecco, Fauzi, non è benimoso. Bravo. Ecco, come si vede che mia nipote tiene degli ottimi sentimenti. La maternità è la cosa più bella. E i figli sono che abbiano lezione lo cibo. Amico, ma voi figli non tenete? Io no. Ah, perciò parla da così. La Perù! Arruba cosa! Che ha fatto? La fatta femmina! Auguri! No, no, ciao! Avanti, tu! Posso entrare? Poi, tranquillo, che stai facendo? Faccia di pomodoro e zucchero per credo. Ci fa pure i servizi. Pure i servizi stai facendo. Mulher non può fare niente. Beh, tu non dicessi che creature volevi portare in coppia e creare una chiesa, no? Oramai mi sono affezionato a che li due scignatelli. E allora sii contento. Lontanissimo. E hai visto? È venuta abbondanza in da casa tua. Tanto l'abbondanza mi ha impegnato lo strumento per 5.000 lì. Ma che stai dicendo? Bello mio, e si lo come andiamo a mangiare. E come fai per mangiare? Ah, se no, non so più. Marone, Raffaele, ma per suonare, per mangiare, per campare, come fai senza uno strumento? Le creature stanno a fare scappatere. Beh, Vanno a fuori che portano le maniere. Oh, se no ci andiamo tutti in coppia e creare una chiesa, tu come vuoi. non ti scoraggi, dai. Vedrai che già scerrano pochi solo pure per te. Non credo, c'è una lì. Il tempo è troppo libero. Si capisce? Tu la chiama la miseria. Ma chiama. Che lo viene a presa a me senza cercare permesso. A proposito, poco fa si legge i giornali neri. L'hai incontrato? Io? No.
Ha parlato con moglie. Ma ti pare che vuole lasciare c'è che la voglio. La filo si dice sì malassato e perché c'avevo malassato. E bello perché Carmele, ma perché l'hai fatta su torta che la voglio? Ma secondo te hai fatto una bella cosa? Ma perché non ti stai zitto e non ne parliamo più? Basta. Ah. Che la povera voglione che agneva come E che. ti sto dicendo state zitto, ma comincia un'altra volta. E quanta volta ci parlo? Hai fatto sta pupadella, sì o no? Vieni qua, di. Che se va? Le imposte di do zucchero, sì? Oh, barattala che sta là. E là ci sto un sale. E me, e guaglione sono cimete. Vieni qua, io sono zitto sì tu. Ma volevi far battezzare prima di? Ah, Ma quando mai hai sbagliato? non vuoi. Buongiorno, non c'è me. Ah, tu stai qua. Stai facendo una bella cosa, eh? La povera Nanninella. Ma ha cominciato pure voi, sì. Ah, ci saputo perché la fai chiamare. Ti la state penata, eh? Ce l'hai ritta tu, vabbè. Ah, chi ti conosci? E allora come sapevi? Ma che ti dici che io fossi scemo? La sera in una trattoria e se ti guardava, sospirava e tutto ti mi apparacchiava. Ma quando mai? Tu hai ragione che la sera tenevo che fare a pensare a sorma, se non facevo fare numero là dentro, eh? Ma scusate, ma pure se fosse avesse raccontato qualcuno. Come? Non ci sono mie, i sentimenti miei sono io padrone. E la vita mia la comando io. Ma è una porcaria quello che stai facendo! E questa è una cosa che non si fa! Perché una povera figliola non ce l'ha per la cristiana! Hai capito? Perché se fosse stata a mamma che l'avesse mandato per lei, ti metteva sotto, faceva nuovo a te! Sono cose che non si fanno! Mira, che è perso! Che è perduto! Che vai trovando? Ah, no! Ah, vieni sotto! Ma poi io lo sangue... Madonna mia! Povera creatura, mi aspetta! Ma no! Assai, posso stare Ah, messo... signore! Ah, signore, no, ma te, no! Mia bella! Non ci sono messi, scusate, ritornando al discorso che stavamo facendo prima. Sì, sì. Se hai fatto quello che hai fatto, Beh. è perché c'è sta una ragione. E sta ragione la saccio solamente io. Ma qua ragione? Qua ragione? Ma che mi volesse far credere? Ah, perché Nanninella forse non si sa chi è la mamma e il padre, sì? Beh, e che poi origine sto fatto? Perché che sia la figliola che si marita senza conoscere la mamma e il padre? Perché io non sono figlio di ignota, ma sono maritato 3 volte. Chi? Non è figlio e Anen. Pure. Se non ti cimete se devi morire. E le ha scuso la malparatore, capito? Piuttosto dici che ti sei stancata e quello perché è troppo una buona figliola, troppo onesta. Pure Carmela è una voglione onesta. Ma vattene, Carmela femmina onesta. Ah, scorna sta faccia, scorna. Ah, e basta, mo. Ma insomma, avevo fatto sta zitta a moglie, sì o no? Mo lo sta zitto. Non la sta zitta. No, tu le fai sta zitta. Stai zitta! Ah. Sì. Mi sto zitto, che sono gli altri a Ma che lavora tu? Aveva ragione, sei tu. Sei proprio tu che parla così. Chi me l'ha fatto conoscere a Carmela? Chi? Chi è stato che me l'ha messo in tuo corpo? Come? Chi è stato che ti ha fatto conoscere? È stato un marito vostro, domandate a Gesù. Io! E tu? Io facevo un lavorino. Ah, è stato È marito. statissimo. Tienimi un po' che sta creatura. Ah, bello sì. Sei stato tu? Tieni. Uffiano che sì. Ha dato da mare, Guarda, guarda. Mille grazie, Ti ringrazio tanto. Scorna sta faccia, Scorna te, Ma avevo fatto sta zitta, Raffaele. Dicelo tu. Ce l'hai riuscito tu? Ah! Oh, vediamo che creatura fai. Grazie, Nannina, grazie. Buongiorno. Hai visto? Diciamo Gesù si è aspettato
chiaro. Stai imparando proprio a te, oi? Scusatemi, Nonna Gesù, voglio parlare solo qui. Fai pure, parlaci tu con chi stai, perché se continua a parlare, chissà non va a fornire. Gabriele ci parliamo. Tanto zitto tu, ruffia, ragazzi. Ramma la creatura. A non si degna, se ne stanno mannucendo in mano, no, non si degna. Hai visto? O hai che combinato? Ma io sono amici che assieme dei punti. Ti dico solamente il solito, ma il solito. Un matrimonio è una felicità. I figli, all'abbondanza. La moglie è una femmina e poi che dà carezza sempre. Hai visto che belle carezze la moglie? Sì. E io zitto. E zitto, sempre zitto, perché si parli ai giuristi. Perché sei venuto qua? Oggi vi siete trasì. Oggi aspettato a zia che se ne è sottrasuta. Guardami in faccia. Non ho calato l'occhio in terra. Perché i traditori guardano in terra. Ma viete che tiene una presa invece lo cuore. Tende bene che ti scorre l'acqua invece lo sangue. Sono 2 mesi. 2 mesi che senza una ragione mi vai sfuggendo come si te ne celebra, a rogna. Sono 2 mesi che sto saliendo sto calvario. Ogni ora, ogni minuto da notte domando a me stessa, ma che l'ho già fatta? Lo voglio tanto bene, come può tenere coraggio e me la sa? Ma sono stancata di chiagnere. Quant'è? Quant'è che dice basta? Nanni ne hai fatta capace. Io già t'ho lasciata. Tu mi hai lasciata, ma non t'ho già lasciata ancora. Ti indennuttata meglio, ma pare sta in cielo. Perché una luce. Poi sente una voce che mi dice: Nanninè, l'onestà e la sincerità è l'unica forza più potente. Abbi fede, che vincerai. So pugnalato cuore, Nanni ne sti parole tue. Hai ragione. Sono stato un fame, un assassino, un saccio. Mettimi sotto i piedi scarpissima che io non ti dico niente. Ma ti dico solamente scordami. Ma Sì, scordami per sempre. Ma ho capisci? Ma ho vuoi capire che non so più Gennarino una volta? Perché una breve passione mi ha pigliato e si fa sempre più forte. E se non corro adesso mi sento sciambazzino. Tutte le cose più belle del mondo si sono fermate dall'occhio Carmela. ma mo stai vicino a me. Sti mani tuoi toccano a me. Sì, io saggio, sto vicino a te, io vi. Abbraccio a te e pensa essa. Quando voglio dire a me stessa, ma io lasciavo bene a Nanninello. Ma lo dico, ma roppi 5 minuti pensa essa nata volta. E prega, Gennarino. Eppure rinde preghiera Nanninè, rindacchi suo posto la Maronna. Vega essa. Avessi a sta macchillama che la femmina che mi hanno messo in coppa un senza mi riconoscere, condannandomi a soffrire per tutta la vita. Gennarino. Nanninè, fornisce, non mi dormo. E ne ha capito che c'avevi malassata. Era come canaria innamorata, sto cuore che cantai mattina e sera. Sceta da ricca e non può stare scetata, e mo non canta manca a primavera. Chi mi va bene non mi fa felice, forza sta in cielo destinata.
ti voglio bene. Sai, stavo bene. Chiagna fa amore a capo chianda mia. Pinta una testa, o chianda sto a racquana. Scappa una bella rosa, che follia. A chi mi ha fatto chiagnere sciamanna. La rosa mia, tu mi perdona. Se tu scarpa terra senza coscienza, c'è sta nudita cancia da ragione. Fa bene scorda e si fai male pensa. Genere, pensa se buona sì, ti voglio bene se tu mi fai morire. Genere. Chi è? È per voi! Prego, accomodatevi. Chi è? Salute, signorecci, E che sono questi? sono poco pesante. non può fare. Di pazienza, le creature come stanno? A bellezza, A bellezza, sì. i lasci visti di nascere. Lo so. Che bellelle, che bello chizzul. Hai portato un bel Dio, la mandata la signorina Carmela. Essa. Un gentile pensiero. Ma sono stati, ci fa tutto così, ci ha scritto, un faccio di oscura e sta andando un po' la barca. Anzi, che lo muovete pure qua. Sì, perché lo sapete, la data del battesimo quando si fa? Lo fai sta come qua. Bene qua. Vieni qua. Bravo. Nanni ne va attento. No, resta. Non aveva paura, voglio soltanto per lei. Ma perché? Non aveva paura, voglio soltanto per lei, Gennaro. Allora sta, sei fortunato. La veloce, la bella, vieni qua, vieni. Vieni qua. Ma perché parla a me suonare perché io tengo lo strumento? No, ma quasi nessuno, guarda qua, va, che sei tutto roba tua. La mandata la signorina Carmela. Sì. Dai, c'è sempre ritta, che la vogliono tenuta sempre onorevole per me. Amici, non decide niente a moglie, non c'è la mia madonna, che lei ce l'ho. Ma quando C'è la mia madonna. Ma quando lo sì, che è la mandata per creatura. Sono davanti alle creature che? Vabbè, sempre a ci sparagnare. Ci sono riesci a caffè. Vieni, è arrivata a Befana. Padrone, che lei sta a Befana? Ci sono mille, come Come sta? sta? Non c'è male, così. Direi lei? Che lei sta? Guarda che chi ci sta. A nulla. No. Hai creatura. Però ci mangiamo. Ah, bella la fiato. La giurita sempre che ti dà abbondanza la casa mia. Abbondanza. Ah, bella la giurita. Quanto è bella. Già la verità. Quanto è abbondanza, quanto è fortuna. La famiglia fritta. No, ma amorosi. Anine, Si dà la verità. e ci vanno a bella che la creatura. Come va bene? Ma c'è mamma. Non la va bene così. Come già fa? Fa un eremo. E come sapeva la mia? La mamma come sta? Sta una bellezza. Però sta ancora cuccata perché sta ancora debole. Per forza, la posso venire qua? Oh, ma che non le fa piacere? Grazie, venite con me a Vieri. Ma mo che quale sarà? Che io so, quindi ne conosco manco io. Però sono belle, ma che non c'è solo. Nanni ne va attento. No, sta giurita che voglio restare. E io ti ritto che te hai capito? Beh, facci miscando, che hai anche creatura. Ecco pure. Ma leva davanti ai piedi pure tu. Ma che bella maniera che te la dici. Ma cosa sei buono? Sarà più.
posso fare? Aiutatemi voi. Ma che le posso fare, Sara mia? Aiutatemi voi, non ho venuto. Chi ti ha aiutato chi? Ti hai fatto una bella scevata. Ma perché che ti dice? Vattene, Daniele, non guarda in faccia a chi sto io. Chi sta in fame è caritone, è come aggiunta. Mentre mangiano in tuo piatto tu ti tradisci. Ma che state dicendo? La verità. È statistica, la da mano non innamorata tu. Lo fa mettere a fare amore quella bella cosa là. Sì, ma quanto mai? No. Siete state pure? Sì. Mi avete chiamato pure solo? Ma facete schifo! Oh, ritornate fuori, la voglio. Ma vuoi finirci o no? No, non la voglio prendere. Ma ti dico che non sta, c'è che tu tieni lo debole perché è una bella cosa là. Sì. Sì, per caramello, l'orecchio. Ma insomma tu vuoi far buscare i cennarini? Mi ha creduto, Daniele, solamente a che la cristiana non la posso proprio vedere. Mi ha antipatico, chi mezza volta avrete che la sera non ho trattoria Vicenza a mare che sono mio figliato. Mi ha creduto, ma proprio mi ha diventato subito antipatico. Ma tengo posto, che proprio. Ti è antipatico però la roba che mangia tuo figlio. Oh, che c'è secco, la roba. Che le sue regalo per piccirello, pare che sto con me. I regali non si rifiutano, è cattiva educazione, Quando mi fa un regalo devo dire di no. Che lo c'ho dal piccirello non a me, perché si modesta a me, non mi ho pigliato. Che Ce la fai fa poi con Maria creatura? Marita, io a San Giovanni non ci nega a nessuno, e non sta bene, Ma perché mi hai detto che siamo a me, come che siamo a zia sei scemo, mi è antipatico, che sia la verità, faccia raro con Maria creatura, ma mi è antipatico, non la posso né a e neanche la tua compagna la sera che posso fare, e tengo un po' a stomaco a tutte e due, non ne passa alleggerire, non ne... la compagna la bella! Come sta? Non c'è male, grazie. Oh, è tratto da puntarsi da sta casa, che poteva fare? Io che vuoi da banne? Che non la faccio un buon auguri, Ringrazio. Grazie. Auguri e per 100 anni. Grazie assai, molto gentile. Latte al plasmon? Sì. Biscottini Mellin? Cioccolatini? Stiamo facendo carosello, Ma, e chi sono due completini per i bambini? Se sono... Tu come... Ah, perché la voce, Per mai? bambini? Sì, per i bambini. Oh, madonna mia! Come sono emozionata con questa roba, madonna mia! Ma come siete brava, madonna mia! Ma ti devo fare troppo ore, ma mi da credere! Tutto sta puntando su benedire! Ma io fa come mi disabblico con voi! Come faccio a fare queste cose, ma da credere? Siete proprio brava! Come noi siamo venuti per vedere creature? Io invece sono venuta per vedere a te. Zitto, falla la maronna. Oh! Sì, signor! Che state dicendo a marito? Le stavo dicendo che voleva vedere creature. Ah, volete vedere i bambini? E che le bambine stanno là, non stanno a casa. Mi dà qua, signor? Allora i bambini a che bambolo? Ma dicetemi una cosa, la mamma sta buona, sì? Sì, sta una bellezza. Sta ancora debole, non si è sussuta ancora, ma sta buono però, sta Parto buono. così, Signora, ma era lungo il discorso, e che da ridere? No, lo stavo dicendo che voi vi siete tanto simpatici. Io, che avrei voi, quando mi siete simpatici. E accomodato, vi dà pure il pizzerello. Allah, sta nell'anello, Allah. Accomodato, signore, voi avanti. Voi avanti. Allah. Voi Allah, e tu resti qua, Mangia che bagherino, se non si mangia le nasse. Mamma Carmen, Ui, Gennari, stai qua? sì. Ho un vicino insieme alla Ritta che fosse venuta. E tu mi stai aspettando, è così? Già. Mi fa piacere. Gennarino, ma chi è che è la figliola? Ah, è una guaglione che... Sono innamorato. Innamorata? Sì. Ma lasciate per voi. Ma io non ci faccio nessuna colpa. O caro non so comando. Parisce una cara destinata. Dico soltanto una cosa, signorina.
Facetela felice. Facetela felice. Dimmi la verità, Gennarino. Ah, va bene. Carmine, Io non voglio un amore per forza. Si può tornare. ma come te la chiarisci che solo tu? Sempre tu, Carmine. Solamente tu. Comare, il piccinello non è pulito parecchio. Sì, sto venendo. Stanno là, non accomodati, dove là, e tu riesci qua, tu. Gennarino. Capo. Va bene. Sii contento. Ti hai fatto avere i piagni. Non mi ha potuto frenare. È troppo bene che ti voglio. E te le hai scordato. Ma, Te le hai scordato, capisci, Nanni Neri? Gennarino. Sì, te le hai scordato per sempre. Gennarino. Gennarino, non me la sta. Io me ne muore. Gennarino. Gennarino. Scusate, signorina. Capo. Sta qua, signorina Carmela, la comarella era una Gesumina. Sì, sta arrivando. Ma voi state chiagnendo, no? No. E chi è che fa chiagnere stu e c'è bene? Volete che la chiamo? No, non paghi prezzo. Forse aspetta. Ma siete a casa? Dicete la verità. State chiagnendo per Gennarino Cantante? Sì. E non fa, ma si fa chiagnere una piccerella come voi. Ah, signorina Carmela, non so può scusare. Ma che state dicendo? Io da uomo e mondo l'ho già partita, ma vedi che non mi ha potuto stare solo. Che sciallarà. Fa chiagnere una vogliono bella come voi. Ma io... Ma non tremate, mica sono fatto un mammone, no? Ma... Mi piace assai. E se volete... Ma io scusate, ma... Guarda, che posso tu notte, dov'è? Io cercavo... Ah, tu capisci quello che cercavo? Volevo la signorina Carmela. La signora Carmela? Sì. La signora Carmela sta dentro, se volete ve la chiamo. No, grazie, non fa niente. Non la volete? Non voglio- Vuoi un biscottino? No, buon appetito. Non la volete? Non la volevo offrire. Dicevo che non voglio arrecare fastidi in casa vostra. Figurate, dite. Gentilmente. Dite, dice dite, che dite. È venuta Giovannina l'interprete. L'amica di Michele. Aiutami. Io vado via, l'aspetto vicino al bar là. Aiutami. Mi dispiace di riferire così. Oh, figurate. Grazie. Arrivederci. State bene, arrivederci. Arrivederci. Stiamo lanciando l'amica, Ma non sai che tu vai a saporito in biscotto? Sai che io a roba la sono già primi, perché io non c'ho donne e pizzerelle. Si fa fare la panzella. Mannaggia su me. Che I maccine. perché si è fatta una callanella che dà cina? Maccine, sia Maronna, non mi fa miracolo. La Madonna è fai miracolo. Poi, io sto mangiando, chi sono un miracolo? Mannaggia su me, sono una sfortunata. Tu, io avrei io. Come già fa? Non è un piano, ti voglio bene. Ma stai giocando su poche latte mi sto bagnando. Andiamo a fare così, c'è mia. Sono speciale sti cioccolatine, Ti piacciono? Io l'ho già cattata positivamente per te. Grazie. No, mia signora! Ma tu stai sembrando una mano di mazzacone! E che fa? Che c'è di male? Che c'è di male? È scosso, ti fai pigliare un po' l'aria a kiss. No, tu guarda la sanguetta da kill. Ma tu l'hai capito no, chi sta marito a me? Ah, mamma mia, e come la fate pesante? Ah, voi pensate ancora a queste cose? Al 1980? Ma perché cazzo La gelosia non è più di moda. Ah, non sarà di moda, ma non sono moderni, sono antiche. Qua chi se la sa Ma oggi non si bada più a queste cose. Oggi la vita è tutta modernità.
Oggi si balla il rock and roll, si balla il liscio. A voi vi piace un liscio? Ma ti applica il liscio, la te a marito, poi. Ma lo parliamo. No, falli un liscio. Uè, ma te cosa è cioccolatino? E cioccolatino non si tocca, sono delle creature, non si tocca a roba delle creature, sai? Ecco qua. I cioccolatini sono anche le creature, un latte no, Vorrei che te lo faccia ragazzi, vorrei. Ma insomma, mi fa sempre storie tutti e due. Sempre. E ancora vorrei che lo già fa. E che fai? Che faccio? Ma che fai? No! Mamma faccia una vesta scullata, un campiello, un quarto pannacchia, me ne vada, me faccio mandracchia, la giaienga le corna a così. Ma si incontro a qualcuno che dica Ma che fai? che pernacchia moglie che fascia. T'aggio schifata sei, ma te. E noi ci vuole bene a te. Ma non chiamami più, perciò ma tu la puoi spurtare per sempre. Chi mi ci cae salì dopo all'altare? Ma dice a voglia a te, nanzo signore. Oh, mica sto morendo in gelosia, perché mi vuoi guaiare sta vita mia. Amore cuore mio, cuore innamorata. Se tu mi fai calmare, io mi resto appunto. Ma si continua a fare, oh disgraziata, io mi faccio ma fatella e ti saluto, mo stai avvisata. Ah, Mario qui, facciamo pace, prima non ci avviciniamo. Sto troppo nevrastetica, non mi posso calmare, mannaggia il matrimonio, e chi mi ha fatto fa, mannaggia il matrimonio, e chi mi ha fatto fa. Non ne hai visto? L'uomo quando è censore perde i diritti civili. Ma stai chiedendo? Non gioia, ma tu sai che ti voglio bene. Non so che faccia ridere per te. E che fai di sta? Ah sì, Vattene a casa, esci. ma io... La giurita vattene a casa. Sì, me ne vado. A voi non vi posso dicere che no. Me ne vado. A voi vi pare che si agisce così? Certo, non si agisce così. Certe cose i galantuomini non ne fanno. La vita di giorno non ne fa. Me l'avevano detto. Ci sta un suonatore, un cantante, che saccia. Ma io non ci ho voluto credere. Ah, ci hai voluto credere?
No, essa non mi ha detto mai niente. Ma oggi una persona ha parlato. Ha parlato? Ha parlato, sì. Ah, ha parlato? Ha parlato. Ma che sei che buono? Voi si danno d'onore. E allora vi dovete decidere. Chi? Ha già saputo che hanno nipote, ma si innamora per questa passione. Beh, a me come lì. Come voi hai da foto vero vostro? Ma io voglio foto, vero mio. E quando mi muoio? Va bene. Ma sì, c'è ritto pure lei. Oh, meraviglioso, la veloce io me ne vado. Hai tu moglie, trasformando la parte di. La moglie vostra? Siete censurate? E come vi siete permessi? Che lo date? Ma perché va a cercare permesso a voi? E certamente tenete pure i figli. No, non è che figli ma gli pure. E non vi mettete scorne, fa quello che avete fatto, no? La Salieri andiamo a fare creature, io non ce la faccio. Io si da moglie sto signore? Sì, signore, sono la moglie, perché? Che è successo? E domandatelo al marito vostro quello che è successo, Che hai fatto? Ma che ne sai? Non lo sai, Chi sta dalla staquilla del nipote? La nipote vostra? Ah, piezza carogna, perciò tu stavi sempre azzeccata a rete, avevo ragione, hai ragione, ma ha buttato una cioccolatina e me l'ha mangiato per rubare l'aria rita, ma non è buona la cioccolatina che lei, non è buona, è spunto, non è buona, Ma che vai buono tu è? Che fa che trovare? Ma io stavo a nipote. Non lo so. Ah, non la sai il nipote ma Nanninelli, no? Come? Nanninelli? Ma voi state parlando di Nanninelli? Ma si dà la zia Nanninelli? Sì, signore, sono la zia Nanninelli. Signora mia, me l'ha fatto la nubacca, sta povera disgraziata. Oh, marito vostro, prima l'ha fatto trasire l'amore rindo cuore e poi l'ha abbandonato come all'ultimo re femmina. Marito mi ci ha fatto trasire l'amore, tu ci l'hai fatto trasire l'amore. Ma che l'hai fatto così? Lo sta dicendo la signora, ma quando mai? Ma no signore, non è stato marito. Non è stato? No. Oh, madonna mia, decidimi chi è stato allora. È stato un certo Gennarino cantante. Chi l'ha persa la capa per nata femmina e perciò la sta dando poca vostra. Oh madonna mia, decidimi dove sta. Io mi vado a camminare i piedi. Io me l'ho già cresciuto, rindava a mangiare la nipota mia. Io me l'ho già cresciuto come una figlia e non la voglio perdere. Non la voglio perdere. Non chiami, signore, ma non chiami. Venite più tardi vi faccio parlare sicuramente con questo Gennarino. Va che cercare lì stesso e ve lo faccio parlare. Facetemi parlare. Sì. Aiutatemi voi. Non me ne incarico. Aiutatemi voi perché... Ma vogliatemi in una casa e poi ci pensi. Io vi ringrazio assai. Ma Madonna va bene. Non me ne incaricate, signore. Grazie. Signor, grazie. Ma dirmi due patate. Ma dirmi due palle la mano. Uè, Raffaele! Vattene fuori! Scappa! Ah, sono mamma, padre, zio! Vattene! Vattene a cantina! Folle panerola! Ma che l'è venuta qui? E io che ne so, Carmelo. Ma non ora rete. Pensiamo a noi piuttosto. Caro mio, sei contento che sono venuta? Sono contento. Ma che stai è una più bella da vita mia. Mi a credere non la volesse far passare più. E quando saremo sposati staremo sempre insieme. E mi sposi con piacere. Ma sono stati che ti già cercato, no? E io tronco nome mia, Carmelo. Non ti porti nessuno più, Gianni. Ma come te la già dicere? Ma nessuno chi? Solo tu stai in tuo cuore mio. Nemmeno qualcuno che l'ha stata a chiamare. Coppa terra per me esiste solo tu, Carmelo. Solamente tu. Giorgi da sta cosa. Ma avremmo come prendesce a qua con Marella, Maronna mia, non viene mai mai. Io ho fatto. Adesso.
Mica. Filomena. E che fai tu qua? Ah, sono venuto perché mi hanno detto che ci stanno certi posteggiatori e mi servono per una tavola con certi amici. Piuttosto tu che fai qua? Sono venuta a cercare Nanninelli. Nanninelli? Sì. Ma perché frequenta sta casa? Sì. Cos'è vestita la padrona di sta casa? Ah. Dimmi, come sta Nanninelli? Come sta, eh? Ogni tanto te ne ricorda, così quando ti passa la capa. Ma io l'ho già affidata a te. Tu sei amante. Zitto. Zitto, non voglio che si sappia la tragedia della vita mia. Dimmi una cosa, ti domando mai perché? Non lo sape che tu esisti. Sape che papà suo è morto. Zitto. Sì. Un assassino, uno scellerato. Basta. Basta, non mi dici di più. La giudiagnuto sto chiagnendo ancora che la che fatto a te. Perché non vieni a casa? Ci pensi io per Nanninelli? Le richiede tu chi sei? No, no. Io mi metto in scorno e lo fa sapere che sono occupato. Michele Califano da campare così, sola, scordata. È una tortura che mi ha imposta a me stesso. Sì. Papà va tutto il male che ha fatto a te. Era destino mio. Ma come può campare senza figliatori vicini? Sono contento di la guardare lontano. Ogni tanto che la vedo mi arroba un sorriso, lo sguardo suo e sono contento. Ma ho bisogno di un consiglio e non mi capito. È così delicato. Ci stai tu. Ma io sono femmina e tu sei il padre. E Nanninelli chiama insieme. Chiaro. E perché chiaro? Io ho saputo che se mi s'affessa un giovane che sa e essa ci esce pazzo. E io non so se si faccia buono o no, ce l'ho anche il cervello. Quello che fai tu sta ben fatto. Si crede che il giovane è degno di essa, sì, falli sposare. Quello che ce l'ho c'è sto io, non ti preoccupare. Tu non hai la parola mia. Guarda che si vede, che piacere. Ho conosciuto? Come no? La sera che mia sorella partoretta in coppare alla trattoria di Vicenza a mare ebbi l'onore di conoscere chi sto manone. Fu isso che mi ha detto i soldi per pagare la lavatrice per sorella. Ma chi ti ha pensato? Chi sono scordo? Ricordate? Perché andare alla macchietta marito nasce tra noi creature. Come non mi ricordo. Ah, signore, riguardo il fatto che mi ha detto poco fa, ci ha pensato, ma va che No, vi ringrazio. Se ne parla un'altra volta perché mo va che pressa. No, venga un'altra volta e parliamo. Vabbè, Arrivederci, grazie. arrivederci. Oh Michele, Severino, State buono, non la finito. è chiaro che la cucina presto, ma non importa più. Ma Michele, e che sono si strada? Devo accomodare? Ah, ma avevano detto che a casa stavano un certo Gennarino cantante. Sì, ma se ne chiude poco. Se ne è chiuso. Sì, se ne già chiude. Rinde, sapete che ci sta? No. Ah, comarella vostra, la signorina Carmela. Carmela sta qua. Sì, sta lì. Sta rindo. Sì. Ah, sì. Mi fa piacere. E che verità fa? È stato un anno pure. No, volevo dire, ma guardate che suonate che sono, guardate. Che la ieri sera mi dicette che si arrivano da qua. Ah, sì? Sì, mi dicette che veniva a trovare il piccerino. E quanta roba che ha portato. Si è fissato che per forza può fare con mare e piccerino. E che la Carmela va bene assai i piccerini. E piccerino. E tanto è una buona figliona. Sì, ma che sacci, la verità è una giga non troppo mi piace, la verità. Quale ragione? Insomma, non mi piace. Come se vera, scusate che vuol dire che non la conoscete poco. Ma tengo un naso muscarillo, però. Poco fa, la giuncucciata qua fuori che si passava musso e musso con il Gennarino cantante che lui proprio ha cercato. Capirei? In casa mia non sta bene. Scusate. E che fa? Come non che fa? È vero che sono innamorato. Chi si stessa? Vabbè, non ci sta niente male. Se sto Gennarino non avesse commesso una grossa infamità, era stata una povera guaglione che non so merito per mezza sola. Ma siete sicuri che è quello che state dicendo? Ah, mica, so come tanto male. Io allora parlo quando ci tocca la cosa che è male.
Io non ho diritto niente fino a mo' perché non voglio farmi una piccola, un rumore, una muita, perché sennò si fanno spermanere creature. E che le creature capiscono certe cose, sono state intelligenti che l'hanno metti, mi si fa credere. Facciamo sto così. Mannaggia su me. Ma siete sicuri che è quello che state dicendo? Come dicete una volta. Ma è da credere quando è certa morte. E si può... Ah, stai qua. Sì, sto qua, E io sono venuta a trovare con Maria Piccerella. E lo sai, no, che già fa con Maria Fonda. Hai visto quando è brava la Cumarella? Brava. Veramente brava. Sì. E perché avete che ti va da sa? E ci sono chiusa da Sarto, ma non l'ho trovata. E te ne sei venuto qua? Perché ti arriva appuntamento qui. Sì, Michele. E basta questo sì, Michele. Basta questa commedia che stanno recitando da tanto tempo. Tutto quanto hanno a sapere che è legato sì per me. Ma faccelo caso, cavallo! E perché quando 10 giorni fa ti ricette che me ne ero accorto di qualche cosa, tu dicesti che io mi sbagliavo? Ma Perché? io- Ma io che cosa? Tu lo conosci a Michele Califano? O sai come pensa e mi fai una cosa che mi tratto con mano guaglione, con mano pupazziella, ma io ho di certo e te levo lo pure. No. Io Michele, fermatelo! Oh, non ci sono, scusatemi, rinda a casa vostra, faccio mancare rispetto, sono che non mi niente, Ma che resta pazzi che ti è venuto tutto insieme? Io non ti capisco più. Ma che vuoi a me? Io sono venuta a trovare con Maria ingenuamente. Che sta un'infamità che ti hanno detto. Non mi è tenuto coraggio a credere. Io sono venuta a trovare Piccerella. E ov'è con me? Ma che faccia i corna che te ne che... E beh, volesse sapere proprio chi te l'ha detto. Ce l'ha giuritino? Voi? Sì. Con me? Ma che comare è comare? Ma sai comare che Borise? Borise è la seconda mamma. E dopo che le caccio sta potete non ti voglio essere niente più. Ma io- Ma tu che cosa? Ma che ti credi che la casa mia era fatto porca rimembranza, sì? Ma volevo a bambina, con regalo per Piccerella. Mia nipote meglio, il regalo tuo. Non hanno proprio che ne fa. Vieni, vieni a sta roba e forza a comare a qualcuno. Ti sfugate, capito, sono facevano sotto, sono facevano. Ma come ci fai a parlare, non mi tre colpi a parlare. Poi Nannina, sì. Nannina, va che tu a Ginarina, rossa a Ginarina, non voglio trovare, c'è una cosa, non vedo come si fa a girare. Ma che ce lo dici? Piazza parlare. Ah, perché le è successo qualche cosa, va? Non hai questa sta, non lo posso trovare in me, non lo posso trovare, io non lo faccio più. Giorgi, Eh. forse stare un fatto che la mia signora. Ma quando ma Nannina non ci sta, sono chiusa a breve. E se chi ti ubriaca sarà mamma? No. Allora ci va in un momento, non ti va Ma giuro, fammi sapere una cosa, Nannina, non ce la faccio più, a parlare. E come ce la fai a parlare? Madre, dici, ma adesso su. Che è? Che stai venendo, ma che è qui? Non ha Gesù mio. Che è? La fiducia dove sta? Marito, ti ha asciugato stamattina. Come che dici che tenevano un matrimonio? Sei vestito tutto bello elegante, si è fatto pure un bagno. Ma quale matrimonio, quale vestiti eleganti? Dici che tenevano uno sposarito, non vai a asciugare. Ma quanto mangi? Allora non vai a asciugare nessuna Ma volta. quanto mangi? Guarda. Un matrimonio è una vita. Guardate, allora mi ha fatto festa, mo. Faceva, ma perché tu che puliva la marito? Non ha Gesù mio. Che è? Gennarina. Beh, Gennarino, che è? Gennarina con Carmelo. Mi sa che volevo dire, Gennarino e Carmelo. Mamma mia, hanno fatto cosa a Napoli e tutte le province. Che stanno qui da marito, che ci fa Gennarino e Carmelo? Ma come vita fa? Non ha Gesù mio. Mi ci ha affittato pure la casa in rimbetta, qua, in due palazziere, passate nei vicini. Lo saggio. Figo. Non ha già ricercata cosa, non ha Gesù mio. E che mi arriva, ne parlo, e mi fatta spirito. E che ci vuole, tu a scinare la bocca? Ah, Carmelo tradisce culato. Ah, l'ha giurito, finalmente. che sei tu? Potrà ridere. Che E sei- beh, io già fa, non me ne porta a me. Chi da fa? Cioè il marito da Gennarino, non ha Gesù mio. Io? Ce lo dici tu? La già fa. Chi le si ingoccia assieme, succede che non ha da succedere. E non ha che me ne Gesù mio. porta a me? In gelo e nei vari in gelo. Non ha Gesù mio, io non tengo coraggio. Dici di gelo pure. Io? Eh. Ce lo dico io? Eh. E perché c'è già ricerito?
Non ci sono mica, chi è pure amico tuo. Ah, chi? A te, che qua? Guardate a me, non ci sono mica. Amica mia, era amica mia. Oh, quando ne caccia anche la bella cosa, la femmina sua, in casa mia, siamo diventati nemici. Questi sacci che marito, poi va solo ancora, in dove c'è il fine, lo stai o scasso lo strumento. Perché ci resta? Perché non da suonare più, non se la da faccio qui. Oh là, noi sta là, faccio parli, papà, ce lo dici. no? Gennari, Credo. non ci sono mica. Che? Sta già parlando. Parla, che buono. Sta già parlando! Ecco a Luca fa. E può pigliare coraggio. E a Luca che sta manendo? Ma parla, che vai trovando, che mi arriva? Gennari, a sapere. E mamma ne scendono da voi. Gennari, non tengo coraggio, lo dici, non tengo coraggio. Ah, non tiene coraggio, no? E allora rincella a chi da mannata. Trova stati scusa se mi vuoi rivolgere la parola. Oh, ma te che ti sa, perché ti conosci. Non ci sono mi facete conto che io per voi non sono mai esistito. Tu per me sei morto già. Chi te prego? Questa che ti dico, lascia sta marito, mi capi? Marito ma con te non se la da fare più, perché tu me l'hai portato a mala strada, chi lo chiama tu? Già, o piccerillo, nannillo, portava a male strada. Sì, perché marito era pure come un giglio. Ecco, hai capito? E tu invece me l'hai spurcato, me l'hai guacciato. Ah, che sta con te? Gli ha diventato un guacciuso proprio. Oh, non ci sono mi sapete che c'è di nuovo. Tenete a villa cara a chi non guacciuso lo marito. Ma tengo, non sa, ma tengo. E tu ti vedi che la bella cosa la femmina tua. Anzi, fai buono, si dà la porta proprio a camminare, perché non vi vogliamo vedere più. Vabbè, non ti fatti a Gennari. Beh, E chi le sistema a capo, darsi che mi scemo qualcosa poco, non ci sono mica. che già fa? Che già fai? Quando già parlare, si lo schiatta. Vuoi schiattare? E schiatta se non ci lo dico, non ci sono mica. che me ne importa? Ma tu vedi, non paga niente più, lo sai fatto, tu grande scusto male. Ma ci sono io, avete visto a Gennarino? Non ci visto nessuno. Oh, va trovando il gelatino, certamente è successo qualche cosa. Io so che avrei pure a casa della mamma, ma non l'ho già trovata. Ne potevo far meno, noi cercando. Fate pure essere tutte e due, io sei. Oh, no, Gesù mio, ma come parlate? Io non mi permette di parlare così, è Gennarino mia. Oh, tu? Sì. E beh, ti faccio la faccia e pacca così, oh, tu? E vi va visto da permettere solamente. Sa che c'è di nuovo? Da questo momento in poi non mi parla manco tu. Non mi parla più, ma vi ho quando ho finito. Ma vi vedete una pagoria. Ma fa bene, fai male. Non ci pare che la mozzucuto sta muscella, Ma vedete un po' che pepe che sei, come ha risposto che la grande ha scostumata. E beh, io oggi è giornata che mi voglio appiccicare con chiunque mi capita innanzi a dire. Marino, con chiunque. Allora Gesù mio, scusate. No, con chi se mi voglio appiccicare, Allora Gesù mio, No. vi sto pregando. Ma state nervosa? Sì, ma con voi no. Ah, non state No, nervosa? con voi no. Partorire, No, sono nervosa con l'altro, ma con voi no, per carità. Ma che volete fare? Sono nervosa. Sì, perché quando più bene faccio, faccio la testa. Quando più volete bene una persona, più avete contrarietà. È vero. È vero, ma di chi state parlando? Parlano che la bella cosa è nani neri. Faccio si è capita, hanno potuto andare fino a me. Sì, ma perché? Che va a fare? Ma ha risposto malamente. Ecco. A voi? Sì, a me. Io a me. so che è una buona picceretta. Sì. La gente ne parla tanto bene, Nanine. No, per carità, poi fate che sia a curone la capa mia. Meno male. E allora che va a fare? Ci siamo appiccicati. Ecco. Ma perché vi siete appiccicati, se lo posso sapere? Perché mi pigliano niente quando avete gli anni per kill. Che non vale la pena. Per chi? Sì. Ma per chi li scusatemi, Per innamorata. Mariti, tu vedi che lo grande sciallanata. Niente meno sei scordato per finire la mamma e mio padre, perché la bella cristiana, la femmina sola, e tu ci chiami. È giusto. Quando è bello di ragione, È certo che avete ragione. Sebbene, guardate, o povero giovinotto mancava troppo duro. Sì, perché chi l'è stato pigliato proprio a una brutta ombriacatura. Mica ci stanno certi femmine, che quando acciappano non mi sotto. Come fanno? Ma sono peggio del pulpesse. Sì. Sì, allora l'ossa, no, quando proprio l'hanno fatta una mappanella. Sì, avete ragione. Proprio così, avete ragione. Sì. E che le ci chiagni? Però guardate, volendo ragionare, la creatura mancava troppo duro. Sì, perché che le pure esse tenere ragione so.
Ma quale ragione? Scusate, alla fine adesso non state ragionando più bene, scusate. Hai ragione. Anche perché una figliola da chiagnere per un giovane quando su giovane non ha pezza. O la stessa ne trova un'altra. Una parola, trova un'altra. E chi si è fatto? Come se lo trova? Non se lo può trovare? E perché non se lo può trovare, scusate? Perché sta povera Nanninella, quando si è saputo fatto che nel suo quartiere, che... è saputo fatto che... Ma che fate? Che sei saputo? Dite! Si è saputo che essa è figlia, insomma, di Cimbrennenne. Insomma, si dice che a mamma è Nanninella è una mala femmina. Mannaggia sommini! Chi è? Ma voi che state dicendo? No. Voi che state dicendo? Mannaggia sommini! Ma non dite che io... Oh, padre Nanninella è un galantuomo! Sì. E la mamma è una santa femmina! E non vi permettete di chiudere la cucina! Perché io conosco la padre mamma! Non vi permettete di chiudere! Zitta! E non vi permettete di parlare alla cucina! Perché io conosco la padre mamma e la Nanninella! Ma raccomando! No, amore Dio, non dite Non che... la rapite più! No, amore Dio, scusate tanto... No, io perde No, ma venite là, io non faccio niente, io... No, calmatevi, chi sta cazzo pazzo? Ma come? No, non mi calmate. No, amore Dio, no, sapete, allora una volta che avevo sapete che questo bravo uomo e sta santa femmina la mamma si è conosciuta, dice Tingella che allora si facessero annanzi, insomma, conoscessero a Nanninella, perché poi Nanninella quando ha conosciuto che padre e mamma posso fare pure che... Ma che è bello che me lo vado, ti va a buscare! Che succede? No! Che succede? Mio quartiere è diventato una tragedia, non mie figlie, ma una tragedia. Figlia, ma dove sta? Figli te. E mo vai 2 anni a figli te. Non ti sei mai curata, sta figlia che è sangue tuo. Zitta, basta. Ha girato tante volte che io non accetto questi discorsi, ma mi fa capire che io non ho girato l'uomo a Nanninella, la figlia nostra. Tu lo sai o perché? Sì, perché te non ci hai mai tenuto per nulla. Ti è piaciuto sempre fare vita libertina. Ecco, non ti è piaciuto mai essere responsabile di famiglia. Però non l'ho fatto mancare niente. Mai niente l'ho fatto mancare. Lo giorno che l'abbiamo messo in coppa al mondo. Sì, e i figli non sono che solo chi mette in coppa al mondo, ma sono che chi si cresce e chi va bene. Basta. Basta, figlio mio, basta. Hai ragione. I figli sono quelli che aspettano il padre fuori al balcone. Si fa freddo giù. Loro stanno là. A mamma mi chiama. O mangiasse fa freddo. Ma allora aspetta. Sì, lo so, lo capisco. Non tengo nessuno diritto ad essere chiamato papà. No. Però tu pure non tenevi diritto di far sapere alla gente tutte le sbaglie che hai fatto in la vita mia. A Nanninella, la figlia mia, la vita chiudere in da 4 mondi. Ma non aveva permettere che si sapeva una cosa di questa. E tu non l'aveva lasciata sola. L'aveva un nome tuo. L'aveva fatto sentire l'affetto del padre. Basta, che ci fatto? Che ci fatto? Ma lo capisco. Mo. Sapesse che tagliate faccia è stata per me. Non ho già saputo che la figlia nostra è stata disprezzata, scarpasata. La gente che non era nemmeno degna di pulire scarpe. A gente. La gente. Ma chi è la gente? Chi è o mondo di fronte a te, di fronte a me, di fronte alla figlia nostra? Non ti preoccupare che mi t'arrangia a posto ogni cosa. Sì, la figlia mia non c'ha ragione, ma voglio venire per suo. La voglio cercare scusa e perdono per tutto il male che l'ho fatto. E innanzi alla figlia nostra, figlio mio, cercare scusa pure a te, figlio mio, pure a te cercare scusa. Hai mi fatto la coppia con poco a tuo mariage. Ma te lo vuoi? Creme ne manno. No, ma ti tengo con me. Ma che può fare succedere lui in universale? Ti scordi che sono moglie, ma...
E che fa? Lui ci diceva che ci volimmo bene. Che tu puoi vedere! Ma ti fossi scemo! Io sono merce riservata. Ma io non ti voglio lasciare. Non ti voglio lasciare. Non ti voglio lasciare! Non lo co! Che lo si esce qua fuori che succede? Io ti dico tutte cose così spartite. Ma fosse pazzo! Io ti voglio bene. Ti voglio bene. Ma perché che non lo fate eternamente fa così bello a me? Va bene, ma mo battino. Me ne vado. E dammi un vaso. Ti lascio una carretta. E dammi un nato. E chiamo. Nato. Nato anticchia. Alla! Come sono dolci i vasi tuoi. Mi pare una caramella svizzera. Se esce mugliere per fare da cioccolatini purgativi. Va, battino, va. Allora me ne vado. Quando ci vedremo? Rimane, va. Rimane. E a Roma porta? Rimaniamo in bagno. Oh, bagno! Oh, maronna mia! Finalmente ti posso vedere in costumetto. Solo così non viene più. Sta bene. Allora rimaniamo in coppa bagno. Va. E che facciamo? Quando stai a mare ti faccio la respirazione a bocca a bocca. A respirazione bocca a bocca? A bocca a bocca. E che dormo stanotte con sto pensiero? Allora ti aspetto, rimane. No. Non fa tardi, ma raccomando. Sii puntuale, ma raccomando la puntualità. Sì. Hai capito? Non fa tardi. Uè. Ma che faccio, femmine? Io la dormo, femmine. A Roviena. E che se mi addorma a me? T'ha giù spiata a Roviena. Sogno da fare, ma hai pulito uno strumento. Oh, ti hai fatto da pulire uno strumento, l'hai fatto scegliere buono strumento. E per pulire lo strumento ti hai dovuto mettere un vestito nuovo. Ti hai fatto pure un bagno. Era un anno che lavava. Prima con quelli chi era la femmina che stava con te? Me li ha dicevo mamma, parla, rispondi, fammi presto. Ma qua femmina, ma che pensi è femmina? Ah, non si stava presto. Poi, dai, come alzo da fuori la femmina, hai visto? Vedi? Riesci a venire, dai, traseri, siccome non ti posso battere mai perché ti hanno vestito buono ancora. Prima ti spoglio a Nura e poi ti batto. Via. Che mamma ne va che bravo. Devi carica, ti dirà, sempre a carne a Nura da già. Poverini, poverini. Una piezza di disgraziato. Proprio dove avevamo lì. Ma non dico basta per te. Io già parlare come fa. Lei era filu è proprio a mano e dico davanti a noi. Che è successo qua con lo stassano, guai. Tu non sai che vuoi mia. Ecco qua, che ti è successo? Ieri mamma ne ha cacciato la casa. A te? Ti prima di spogliare una per la casa. E questa è una cosa niente, di fronte a quello che è successo con Bagnello nostro, a Gennarino. Su gravemente. Ma perché che l'è successo? Che l'è successo? Lasciate che a me lui non hanno conosciuto. E sai che c'era, figlio? Con quello Giovannino un tre, ti va che venite a mangiare con noi in da trattoria, ti ricordi? O lungo. Io là quasi quanto è mio. Quasi quanto è te? Ci vanno 3 te per fare qui. E tu come l'hai saputo? Poco fa, passando a casa giusto che si abbracciavano, si vasavano, loro parlavano, ci rimane appuntamento, hai capito? E beh, noi che potremmo fare? Che potremmo fare? Andiamo a filù, andiamo a cercare di spezzare sta catena. Ma io devo ferrare. Ma quale Ferrari, la filù? Ce n'ha rinata la sacca, ha dato una con noi come prima quando cantavamo assieme, ti ricordi la filù? E tu ce la rice, la filù, tu. Ma perché ce lo dici tu? A me mi manca forza, ce lo dici. Senti, la filù, facciamo una bella cosa, va bene? Noi abbiamo trovato, va bene? Appena incontriamo, tu ci parla e mi sto zitto. Tu ci parla e mi sto zitto, la filù. Ne ha finito, mamma. Io parlo e tu stai zitto. Io parlo.
Zitto, non già dice neanche una parola. E che viene a fare? Ma com'è che venga a fare? A Pilunga, venga a fare. Vieni, vediamo un attimo. Ma che tu a me, non vuole fare cosa di carica ampliare. Ah, Maronna. E si saccina! Ma chi saccina? Ma arriva saccina, chi non va niente saccina. Si mette a paura, ti carica. E se non sa dire più, come facciamo? Fosse che la bella mamma lo carma, non se la tirasse giù. Siamo grazie a Dio e te, mi incarica. Ah. Ma le belle, e i figli miei che da mangiare? Perché da mangiare io? Poi ne ci pensi, da mangiare tutto quanto. Ah, non incarica, vattene a via, ma va che trovare niente, non incarica, va. E fa, trovalo. Eh. E fallo venire a casa. Sì, signora. Se noi me ne muore, capito? Non ci capisci, sono io e sora, ma la moglie. E come sono gli anni chi? Cosa fa? Vuoi dire, tu dici manca buonasera, no? Prima cosa non vi avevo visto. Eh, E poi per seconda voi mi avete detto che non faccio rivolgere più la parola. la parola sì, ma un saluto no, voglio essere salutato. E ve l'ho già detto che non vi avevo visto, no? Ma che stivo facendo? A spia? A te. Poi mi che me ne porta a te, ma chi ti pensa a te la femmina tu? Non parlate male di quella che ha da essere la sposa mia. A sposa? A sposa, sei sicuro che è essere sposa, sì? Come sono sicura da morte. Voglio morire io giorno che ti sposa. Ma insomma, ma si può sapere perché non mi avesse sposato a Carmelo? Perché non è degno di te. Sì, perché ti inganno. Manganno? Sì. State dicendo, non no. ci sono io. Ehi. Che state dicendo? Parlate, che parlate, voglio sapere che state. Aspetta, ma che capisci, capisci? Ma mi la macchetta sicuro. Ti sto ora fare tutto qua. Aspetta. No, no, Ma voi- mi metto rosso con la me. mi state parlando così perché sperate che io ritorno a Nanninella che è venuto a chiagnare da me. Beh, pure che lo facessi, non fosse una cosa buona, no? E poi non hanno nominato che la Santa Guagliola perché non si degna a nominare. E te ne scorne quello che hai fatto. Poi ne, scende da sto suo, scende. Io voglio sapere come ho sapete. Chi ve l'ha detto? Un mossaccio, è essenziale con saccio, poi non ho saccio con mossaccio. Ah, Non ne ho vero. Voi state dicendo tutto questo perché sperate che io a Carmela lassa. Ma io non porongo spizzi, non la lassa. ma tu ti dici che la gente che a me non sono ne adunata che stai soffrendo per amare, no? No, sei diventato schiavo su. Che lei è una femmina che non ti può dare mai felicità, solamente dormiendo e dolore. Sì. Sì, forse avete ragione, non è giusto mio. Ma io non capisco niente più. A me che la femmina mi ha fatturato. E scioglie la sta fattura, sia a me, a chi ha spia. Da quando l'ho conosciuta sto passando nottate chiare a chiagnere senza sapere perché. Quando pensiero nero che mi passano in il cervello non ne potete avere idea. E ne potessi fare me. Senta a me, torna ad un anno nella tua che devo veramente bene. Cenari sono pronti, mia? Sì. Dimmi, ovvero, Ma che cosa? ma vuole assaponato? Io, ma quando mai? Parla, rispondi! Ma non ne ho vero, Cenari. Come ha parlato voi? Poi ne che dà si male. E non la pensavo mai. Rispondi a me. Dimmi, ovvero. Non ne ho vero, Cenari. È ovvero, rispondi! Non ne ho vero. E dincella che ho vero. Dincella, così si mette il pensiero in pace una volta e passa. Ci sei toccata per me e rispondere a me e si è fatto. Sono Giovannino interpreta. E tu mi conosci pure. Carmela mo appartiene a me. Sì. Ma allora sei tu. Sei tu che mi voleva. Sì, sono io. E che sorte che tenga a faccia fa signore. Tu sei non me niente, tu hai soldi che ti. Cenari, Beh, e vuoi parlare innanzi a te? Yammana. E poveri ma si sei capace di ripetere le stesse cose. Si è parlato troppo. Cenari, piange la madonna. E lascia. No. Mamma mia. Sì. Sì, non è giusto me. Avete ragione. Non vale la pena far chiagnare una mamma per non me una femmina che so degno all'unilato. Figliati.
Va! Portatela dove tu! E stracciamella per sempre in tuo cuore mio! Perché non ne voglio vedere più! Non ne voglio! Maraggi su me, siete pronti? Sì. Andiamo. Ecco qua, sono pronti, Andiamo insieme. Andiamo. Hai visto? Hai visto qui? Ma sta aspettando la marito perché si fornisce le vestere. A che ora teniamo appuntamento con i parrucchiani? Alle 11. Alle 11? Sì, però papà e mamma già stanno in da chiesa. Hai visto? A Maronna ti ha fatta grazia, in da un'ora di lavoro. Da non manda nada, hai trovato un marito, un padre, una mamma, ma ci vanno solamente un po' di creature, stiamo a posto. È che la Maronna non ha avuto pietà e lacrime mie. Uè, sai che la mia signora dopo 6 mesi è tornata una volta che a me se ne andavo. E chi ve l'ha detto? Me l'ha detto Girotillo. Dice che ha incontrato e essa dice io per me non l'avevo rilassata mai a Gennarino, è stata Gennarino che ha lasciato a me. Se no, se l'avesse sposato. Ci da riuscire quello che va. Oramai non ci sta niente da fare più. Gennarino non avrei manco più pittata. Stare non me niente, si ha pensato ancora. Chiamo come hai aspettato perché è tardi, andiamo. Ma che stavo dando ora ci vedi? Che so? Sei pronto? Che sta? Oh, Maronna, mi che sta? Ti fanno male? Le scarpe mi vanno strette. Ma tu devi mettere posto le scarpe nuove, Che vuoi che scarpe metti? Aspetta che si può operare. Ah sì? Portamela allargare un momento. Ma come composto? Bravo da aspettare che si allargano le scarpe. E allora hai parole di mano, che già faccio camminare. Ma che stai dicendo? Senti a me, metti le scarpe pure. E che scarpe da chi? Niente. Fa una cosa. Portami un braccio. Chi? Muovi il braccio. Chi ti niente peso? Ma andiamo tu. Ah, quando mai, come mai? Chi sa? Andiamo in genere, non ci abbiamo piano. Concettate, fammi, sta aspettando da chi? Sì. Grazie, andiamo in genere. Piano. Almeno, ti raccomando, creature, ti vengono un momento a chiesa e tornano presto, capito? Aspettate che sto vedendo. Non ci sta nessuno. E come faccio? Chiamo voi, devo piacere, ma come state qua? Che sei? No, non c'è mai che deve essere venuta a chiesa, no? Non deve essere, no. Ma non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, va. E non aspetta nessuno. Gennarino. Tu, si comparsa nata volta. E che sei venuto a fare? Ho desiderio di avere stato più forte di me. E non poteva far meglio. Va a tenere con chi si sta da fino a mo'. E non parla così. Io t'ho voluto sempre bene. No, Carmelo. Tu mirate solamente tu che volevi. Pure quando mi parlava d'amore e mi diceva qualche parola dolce, io sentivo tutta la falsità e l'amarezza di un mele in tuo cuore mio. E sopportavo e ci agneva una scusa perché era diventato schiavo tuo. Ma se tu non mi avessi lasciato, io ti avrei fatto felice. La felicità mia l'hai trovata mo', vicino a una guaglione che ha sempre disprezzato per colpa tua. E ciò stiamo a sentire, Carmelo. È inutile che vai dicendo a gente che sono stati io che ti ha già lasciato. Perché sanno tutto quanto che sei stato tu che mi hai lasciato.
Tu sei stato. Tu vai dicendo che t'hai lasciato, che non ti pensi più, che t'è inganato. È inutile che cerchi e ti giustificare, a colpa non è mia, dillo sta verità. Ci stato tu, che questo cuore non l'hai mai capito, e mi manata di te braccinate, sei stato tu, vicino a te. Io non sono stato mai ancora felice, mai non sospiro una parola dolce vicino a te. Sto libro d'oro intitolato Amore, ma l'hai stracciato tu, ma soffro di tutte quelle pene, ma non ti cerco più. Ci stato tu, tenevo solo a te dentro sto cuore, e tu ma non faceva fa pensiero nero, non state chiare chiare, lacrime e niente più. Ma va bene, e forniscela che sta con me di carnera, ma pare che può fornire veramente. Fama fino all'ultimo, come se può essere così. Che posso facilitare delle capite, non posso più tornare come una volta. Sono stato per tant'anni, non schiavo innanzi a te, ma ne distrutto sonno e mo che può da me. Ci stato tu solo sei stato per me, tenevo su a te in sto cuore, tu che me ne dai, amarezza, infamità, cattiveria, che sta me ne saluta, vicino a te. Io non sono stato mai ancora felice, mai non sospiro una parola dolce vicino a te. Sto libro d'oro intitolato Amore, ma l'hai stracciato tu, ho soppernuto, sì, tutte quelle pene, ma non ti cerco più. Sei stato tu, tenevo solo a te dentro sto cuore, e tu ma non faceva fa pensiero nero, non state chiare chiare, lacrime e niente più. Sei stata tu, sei stata tu, tu sei stata. Gennari! Gennari! O vostro e Gennarina sono venuti, ti fa piacere. Non ho pensato a Gennarina perché sta buona addosso. Michele, Parla, mi fai paura. paura. E tu sei la femmina di mettere paura. E te sì. E prima di mettere con Gennarina.
E poi con l'urdo e l'uomo e Giovanna, quello che fingeva essere amica mia e mi ha rubato, quello che mi stringeva la mano e mi tradeva. Tanto non pensava a me. E isso sapeva che tu apparteniva a me. O sapeva che gli toccava a te e io lavavo il mondo. E manchissa pensava a me tanto, no? E tu parli di paura. Quando si dai lo coraggio di fare questa infamità, non sa da pensare. Perché tutto quello che succede in coppa a terra, bene o male, ognuno di noi ottiene scritto in un libro del destino. Io non l'ho mai creduto, destino. Tutto quello che ha già voluto l'ha già avuto. Tu hai avuto a qualcuno che per una franca renare si ha voluto a te carne tua. Ma non ne hai avuto mai il piacere di tenere a nonna vicino. Nonno vero. Perché non ha mai voluto bene a nessuno. A nessuno. A nessuno. Ma a Gennarino sì. E mo piglia per spregio. Perché non posso permettere che si sposa a Nanninella che è una bastarda, figlia di una mala femmina. O padre Nanninella sono io. Tu? E la mamma di Nanninella è una santa femmina. E non la puttana che si salta con me. Michele, non mi che danno schiaffa una femmina in mezzo a via e non mi dire. È troppo giusto. Per oggi il piglia e parte è una carogna. Nanninella papà, ce l'avete fatto. Quella che poteva fare Michele Califano. L'aveva ritti e ci mantenuta la parola. Sì, può piacere avere a figa di coppa all'altare con te. Papà! Non ciagnere, papà, non ciagnere. Perché in da chiesa mi sto da sposa da partire, sì. Tenono ancora la pistola in mano tutte e due. Telefonate alla polizia. Perché ha già acceso per legittima difesa.